Buongiorno e ben ritrovati con una nuova edizione del TG Flash di New Sicilia. In apertura orrore ad Altofonte nel Palermitano, dove un ottantenne è stato trovato morto in casa. Il cadavere in avanzato stato di decomposizione era lì da circa un mese sul posto carabinieri e medico legale per accertare le cause del decesso. Doppio blitz antidroga a Palermo. Nel primo caso un 23enne è stato arrestato allo Sperone, dove aveva adibito un portico a takeaway dello spaccio, sequestrati crack, cocaina e hashish. Intanto alla Vucciria un altro intervento delle forze dell'ordine ha portato alla scoperta di un insospettabile magazzino e al sequestro di 5 kg di cocaina dal valore di 1,5 milioni di euro. In questo caso in manette è finito un 35enne. E ci spostiamo a Catania. È arrestato un marocchino che sfruttava alcuni braccianti nei campi di agrumi a Palagonia, costringendoli a lavorare senza riposo e tutele. Tra l'altro aveva sublocato a prezzi esorbitanti un immobile in condizioni igienico-sanitarie precarie, approfittando ancora una volta dello stato di bisogno dei suoi connazionali. Potrà finalmente iniziare le cure una donna affetta da carcinoma mammario che non aveva trovato l'antitumorale nella farmacia dell'ospedale di Ragusa. Il tutto grazie all'intervento del direttore generale dell'ASP, che si è attivato per risolvere il problema reperendo e ritirando direttamente il farmaco a Caltanissetta dopo una giornata di telefonate in tutta la Sicilia. E in chiusura la democrazia partecipata premia gli animali a Mascali. Via libera a 5 stalli attrezzati per il ricovero temporaneo di cani randaggi in difficoltà, sequestrati o maltrattati. Il progetto vincitore mira a offrire loro un luogo sicuro e protetto, dimostrando la sensibilità della comunità verso il benessere degli animali. Per questa edizione è tutto, prossimo appuntamento alle 19:30. Buona giornata.